grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Insomma, ogni tanto Betta ci viene a trovare. Ciao Betta! Ciao! Ci La nostra, ritroviamo. la Ecco, nostra insegnante di fisica quantistica che sta continuando il percorso con la LUMP, diciamo approfondendo ogni anno un aspetto, perché ovviamente voi potete immaginare è un argomento talmente vasto che altro che 5 incontri, così questi assaggi che facciamo alla LUMP, però è sempre importante sapere, approfondire cose che magari non si erano approfondite nella volta precedente. Ma Betta, mi sorge spontanea una domanda. Come ti sei, diciamo, quando ti sei approcciata al mondo della scienza dello spirito, ed è un argomento che ci riguarda molto da vicino, qual è stata la tua, diciamo, io ricordo la mia, ma sono curiosa se per la tua, diciamo, reazione o comunque che cosa hai provato quando hai sentito parlare delle forze dediche? delle forze deviche? Ah, sì, Mhm. sì. Beh, come dire, si sono spiegate tante cose, no? Cioè, è come se tutte le tesserine andassero al posto giusto, perché intanto, vabbè, diciamo che cosa sono le forze deviche, no? Perché magari non tutti lo sanno. Intanto Deva è una parola sanscrita che vuol dire essere risplendente, essere di luce, quindi parlando di luce, di una luce invisibile agli occhi, diciamo, ordinari, parliamo di energia. Quindi possiamo dire che secondo, diciamo, la scienza dello spirito, no, che si rifà poi a tutte le tradizioni spirituali antichissime, vediche, indiane, i Deva sono appunto quelli che noi chiamiamo in Occidente angeli, ma costituiscono proprio l'aspetto energia della natura, no? E naturalmente noi sappiamo, perché questo ce lo dice anche la scienza, che tutto è energia. Quindi non esiste nulla che non sia energia. Il pieno è energia, cioè le forme oggettive che noi consideriamo realtà, ma anche il vuoto, anche lo spazio è energia, no? Anzi, lo spazio è un'energia molto più, come dire, ad alte frequenze della materia densa. Quindi, siccome tutto il mondo dell'energia è un mondo sconfinato, no? Noi sappiamo che la scienza considera, diciamo, solo poco meno del 5%, 4% di tutto ciò che esiste nell'universo, questo mondo invisibile per l'appunto, che in realtà è denso di energia. Allora, qualsiasi persona che voglia intraprendere un percorso di conoscenza del mondo delle energie deve per forza entrare, diciamo, inizialmente almeno conoscerne l'esistenza, che tutte queste energie non sono altro che degli esseri che stanno facendo anche loro un'evoluzione parallela a quella umana, che sono, possiamo dire, i muratori del cosmo e dello spazio, cioè i costruttori, tutte le forme che popolano questo infinito spazio, quindi interiore ed anche esteriore, sono state costruite da questi esseri che noi non vediamo, diciamo, ma che agiscono e che hanno anche una proprietà particolare, e cioè quella di, come dire, essere esseri conseguenziali, quindi rispondono a delle vibrazioni che ricevono. E chi è che emana queste vibrazioni? Tutti noi emaniamo queste vibrazioni. Ho anche un logos cosmico emana una vibrazione, che è un altro nome per dire Dio, no? Cioè, però tutto nell'universo è vibrazione. Quindi, e noi, diciamo, diamo questi ordini, tra virgolette, quindi emaniamo queste vibrazioni che per i Deva sono come degli ordini di realizzare
qualcosa che risponde a quella vibrazione. Naturalmente esistono tantissime gerarchie deviche, sono legioni di vari livelli evolutivi, quindi loro rispondono a seconda del tipo di vibrazione, rispondono i deva che sono consonanti a quella vibrazione, che hanno la funzione di costruire le forme di quella vibrazione, forme che possono essere materiali, ma anche forme pensiero, ma anche forme emotive, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, studiando la scienza, comunque essendo interessata a questi argomenti, all'argomento dell'energia, che poi è l'argomento che interessa a tutti gli esoteristi, a coloro che si definiscono scienziati dello spirito, i Deva sono un elemento fondamentale, perché nel momento in cui noi iniziamo a intraprendere un rapporto cosciente con queste entità, ecco che cosa succede? Succede che possiamo diventare creativi, ecco, Esatto. veramente creativi. Cioè perché la creatività, la vera creatività, diciamo così, è innanzitutto ovviamente consapevole, ma si perviene a questo stato di vera creatività quando riusciamo e quindi è una creatività che contatta dei deva superiori, quando noi riusciamo a silenziare, a tacitare, diciamo così, tutti quelli che sono i rumori che i nostri corpi della personalità, la mente, le reazioni emotive, il plesso solare, eccetera, producono costantemente e che impediscono alla nostra vera natura, alla nostra vera essenza, di esprimersi e di accedere a quel campo quantico, possiamo dire anche, comunque quel campo sottile dove questi deva, diciamo, superiori, più evoluti, ci permettono di diventare realmente creativi. Quindi attraverso, diciamo, l'unione di cuore e mente, ma di una mente intuitiva, non di una mente razionale. Quindi, insomma, perché, cosa ha suscitato in me? Ha suscitato una meraviglia e uno stupore e anche, come dire, una specie di quadratura del cerchio. Poi, naturalmente, è un argomento enorme a cui appena ci stiamo approcciando, no? Tutto il percorso anche spirituale è quello di stabilire un rapporto, diciamo, una sempre maggior continuità di coscienza con la nostra dimensione, col nostro angelo solare, possiamo dire, no? Che Sì. è la nostra anima. E quindi è un rapporto devico, ma è pieno di deva nella Sì, natura, cioè. io ricordo quando ho fatto la prima lezione sui Deva con Francesco, che mi ricordo disse: noi dobbiamo smetterla di, maledire il maltempo quando piove, "Ah, piove, mannaggia", qua e là, perché ci sono tanti di quei Deva al lavoro per noi. Cioè noi dovremmo, ringraziarli del lavoro che fanno, perché iniziare una cooperazione con queste forze, altro che Assolutamente. biasimarle, insomma. Certo, assolutamente, anche perché molto spesso, diciamo, siccome tutto è collegato, anche certi eventi naturali sono, come dire, delle reazioni di un essere vivente che è il nostro pianeta, alle emanazioni che le sue cellule, cioè noi esseri umani, emettiamo sulla sua superficie, no? E quindi naturalmente questo ci porta anche a essere molto più responsabili del tipo di vibrazione che noi emettiamo nello spazio, perché questo spazio, poi nel corso approfondiremo un po' questo tema dello spazio, perché lo spazio è un essere vivente, è un'entità psichica, quindi ed è anche l'elemento che collega tutto lo spazio, no? E guarda caso una delle definizioni di Dio è l'elemento collegante del mondo. E qual è l'elemento che collega tutto? È lo spazio.
di fatto nello spazio dimorano i Deva. Sono lì in attesa di poter costruire, perché loro evolvono costruendo. No? È come se, diciamo, noi abbiamo un'osservazione oggettiva sul mondo, loro ce l'hanno soggettiva, quindi dall'altra parte del velo in qualche modo, no? Sì. E, Per esempio nello yoga, mi ricordo quando insegnavo, facevo lezioni di yoga nei miei gruppi, per spiegare l'importanza dello spazio, dicevo sempre, davo questa immagine. Immaginate che noi viviamo nel corpo di Dio, cioè lo spazio non è vuoto, anzi è un pieno che interagisce con noi. Quindi quello che noi emettiamo, quello riceviamo. certo, è così. Infatti, l'altra cosa da dire, diciamolo bene, quanto è più facile vivere conoscendo queste cose, conoscendo queste leggi. Certo, perché intanto appunto ti responsabilizzi, quindi la smetti di lamentarti, no? E inizi a farti carico di Cooperare. costruire questo rapporto di cooperazione. Sì. Perché appunto lamentarsi non serve a nulla. Infatti i due passi, diciamo, che noi, cominciando il percorso che facciamo con la psicosintesi, diciamo sempre, una persona che inizia un lavoro su se stesso deve smettere di fare due cose: lamentarsi, perché non sa le cose veramente, insomma, un po' le subisce ma non le percepisce per quello che sono davvero. E poi basta col giudizio, cioè smettere di giudicare soprattutto gli altri. Insomma, è tutto Cioè, sono tutti strumenti veramente fondamentali per vivere ad una certa vibrazione su questo pianeta. ecco, è una cosa anche importante che lo studio dei Deva, che si basa, diciamo, principalmente sugli insegnamenti di Vicente Beltrán Anglada, no? Che è un discepolo iniziato che ha avuto proprio questo incarico gerarchico di portare la conoscenza di questo meraviglioso regno, di questo appunto mondo devico, per farcelo conoscere in una maniera più scientifica e Sì, non sì. in una maniera, diciamo, anche un po' superstiziosa, cioè, come a volte viene affrontato anche questo tema, no? Ma è una maniera assolutamente scientifica, proprio studiando energeticamente che cosa succede, ma ci ha raccontato delle cose meravigliose, da come si è creato l'universo, il nostro universo e quindi anche i pianeti, da come si crea un fiore, da come si materializzano certe forme pensiero, cioè, ma in maniera estremamente scientifica. Quindi è veramente un universo immenso e affascinante. Sì. E No, per noi inizieremo il corso con te ad ottobre. Potresti più o meno, diciamo, darci una panoramica, insomma, dei temi che tratterai durante, ci hai detto che riprenderai il tema dello spazio che avevamo già trattato. allora sì, riprenderemo sicuramente il tema dello spazio. Adesso se trovo una chart che così lo potete anche vedere voi, dove c'è un po' il programmino, no? Che, Sì. A parte che io metterò le locandine in ogni dove, quindi ci sarà il programma anche lì. allora, aspetta che eccolo qua. Allora, no, quella prima. Ok, faccio la condivisione schermo. Sì. eh, condividi schermo 2. Ok, allora, vedi che qua abbiamo questi argomenti qua. Cioè abbiamo la creazione, l'origine, cioè viene spiegato come proprio attraverso una sinergia tra i logoi creatori eh, e i Deva, i Mahadeva, cioè i grandi Deva, avviene questa creazione
universale che poi si ripete a tutte le scale come un frattale. Poi parleremo appunto del logos planetario nostro, cioè dell'entità che sta dietro il nostro pianeta fisico, nella Terra. Sì. Parleremo quindi di come si sono individualizzati gli angeli solari, perché ci viene detto proprio molto precisamente come e cosa sono le monadi umane, sempre dal punto di vista appunto devico. Parleremo della fratellanza umano-devica come diciamo, argomento generale e quindi dell'assioma fondamentale di tutta la scienza dello spirito che è l'energia segue il pensiero, cioè l'energia, cioè i deva, l'elemento diciamo negativo, polarizzato negativamente, segue il pensiero, cioè l'emissione elettrica degli uomini, no? Che è un'emissione polarizzata positivamente e quindi questa cooperazione è proprio qualcosa di scientifico, cioè un'unione tra un più e un meno, tra un'emissione e una ricezione. Eh, Tutto questo, parleremo di tante gerarchie deviche, perché poi in realtà adesso noi abbiamo 5 incontri. Come vedete ci sono delle parti che sono più oscurate sotto, che non faremo in tempo ad affrontare adesso. Affronteremo in un altro Si può percorso. pensare poi di espandere, no, queste 5 e andare avanti, perché tutto questo poi ci dovrà portare a introdurci alla scienza del cuore, che è detta Agni Yoga, cioè lo yoga, Agni vuol dire fuoco, ma è proprio il fuoco, la dimensione ignea che è dentro il cuore. Il cuore è qualcosa di molto più complesso di quello a cui siamo abituati normalmente, perché è sempre trinitario, ha una parte emotiva, una parte causale, una parte buddhica. Ecco, questo Agni Yoga ci porta, diciamo, nella parte più alta, però naturalmente è solo un'introduzione, perché avremo vite e vite per entrare poi con la coscienza pienamente sul piano buddhico. Però ecco, è molto utile perché Mi sembra bello polposo già sì, sì, adesso sì, a sì, sì. guardarlo, No, questo no, programmino di antipasto, diciamo. sì, perché sì, no, è molto. Infatti, diciamo, la parte dell'Agni Yoga probabilmente sarà negli altro ciclo futuro, perché adesso impareremo un po' a conoscere i Deva e quindi rimarremo già su questi primi argomenti che vedete scritti qua. Poi dopo, perché Agni Yoga in realtà è proprio qualcosa di anche molto concreto, perché ci porta degli strumenti per osservare noi stessi, per cercare di entrare in questo silenzio, in questa serena aspettazione, in questa attenzione al momento presente, che sono, diciamo, le condizioni necessarie per entrare in rapporto con il regno devico. Che meraviglia, che Eh. meraviglia. Beh, io ripeto, quando ho approcciato, io ricordo tutto di quel giorno, quando ho approcciato la prima volta questi argomenti, per me è stato veramente come la caduta di un velo. È con questo entusiasmo che propongo questo percorso alla Libera Università, perché chi fa, diciamo, un percorso di nuova pedagogia almeno deve avere, secondo me, un'infarinatura sul fatto che c'è molto di più dietro l'energia, dietro il semplice concetto di energia, per esempio. Certo, ma comunque sai, c'è questa frase delle Upanishad che dice non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Chi si avvicina a questi temi perché ne sente in qualche modo un'attrazione, Sì. è già pronto per, ce l'ha Capito? già, insomma, mm, per iniziare, no, questo percorso di conoscenza. Quindi, no, no. Quindi non facciamo altro che attendere nuovamente il tuo inizio di lezione ad ottobre Certo. e ci
c'è il solito nocciolo duro che ti segue in tutti i percorsi, speriamo anche che ci sarà qualche altro curioso perché l'argomento è veramente molto ghiotto. Detto questo, Betta, io ti saluto. Grazie, ti saluto anch'io Ti e ringrazio, non vedo l'ora di vederti presto, ma tanto avremo un'occasione abbastanza vicina per vederci dal vivo. E niente, saluto anche voi che ci seguite e vi ringrazio e vi aspetto alla prossima chiacchierata. grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.